In diretta con noi c'è la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che qualche giorno fa è andata in missione a Kiev e ha incontrato il Presidente dell'Ucraina Zelensky. Buonasera Presidente e grazie per essere intervenuta in diretta al TG1. Perché ha deciso di recarsi di persona a Kiev? Io volevo mostrare il simbolo della solidarietà, ma anche guardare il Presidente e i miei colleghi nel Parlamento ucraino negli occhi e dire che l'Unione Europea è con il popolo ucraino coraggioso, resiliente, che sta chiedendo al mondo di aiutarli. La loro domanda è urgente, dobbiamo aiutarli in modo militare, finanziario, economico e il tempo sta scorrendo contro di loro. Presidente, l'Europa ha assunto una posizione molto dura nei confronti della Russia. Le chiedo qual è la via da intraprendere per continuare con i negoziati tra Kiev e Mosca. Fino a quando i bambini, le madri, i padri sono uccisi da un regime brutale che ha invadato un paese in un modo non provocato, non necessario, e avere dei persone uccise in modo inutilmente, allora questi negoziati devono soltanto fare focus sulla libertà di un popolo che sta lottando questa battaglia. L'Unione Europea è unita in questa missione perché per noi l'Ucraina e il suo popolo tanto coraggioso sta lottando una battaglia per noi, per l'Europa, per i valori che noi difendiamo, per la pace in un continente che per mia generazione non pensavamo mai che la guerra ritornò in questo continente. È per questo che l'Unione Europea era dura, è dura e dovrà restare dura finché la guerra finisce. Grazie alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Ora andiamo sul... Poesia, poesia, sembra che non ci sia